Allora, giorno 2 della Festa del Cinema di Roma. Oggi abbiamo un ospite speciale qui all'Hot Corner, Giulio Base, che ieri abbiamo già visto su Red Carpet. Giulio, com'è andata ieri con Edward Norton e Motherless Pro? Beh, un gran bel film, grande rispetto a Edward Norton che è un attore e regista, quindi diciamo lo sento particolarmente vicino, pur lui essendo nell'Olimpo. No, un film veramente molto bello, non poteva che aprire alla grande questa festa. Però in realtà tu qui non sei qui da spettatore dei film degli altri, ma sei qui in una veste ufficiale col nuovo film, tra l'altro un film importante, Bar Giuseppe, con un grande Ivano Mariscotti e Nicola Nocella. Come nasce Bar Giuseppe? Da dove parte la prima scintilla? La prima scintilla è la volontà di parlare di tre cose alle quali tengo molto, che sono il lavoro, perché appunto Bar Giuseppe, non ci dimentichiamo, il 1° maggio, la festa dei lavoratori, in realtà è San Giuseppe lavoratore, della figura del padre che ritengo sia non solo importante, questa è diciamo un'ovvietà, ma misconosciuta e secondo me da coltivare per questa società. E poi da figlio di migranti di dire una parola personale su questa tragedia, diciamo, umanitaria, contemporanea, chiamiamola come vogliamo, e quindi mi sono, diciamo, riaffacciato all'eterna scintilla della buona novella, quindi appunto del Vangelo, per rivisitare la storia d'amore più bella di sempre, o quantomeno la più rilevante nella storia dell'umanità, piaccia o non piaccia, si creda o non si creda. Oggi è il 2019, sia qui, sia in Cina, sia in Africa, sia in Australia, ed è un anno segnato dalla nascita di quell'uomo che nascerà dall'amore di Giuseppe, quindi è un evento che è estremamente importante, rivisitato a modo mio, e spero di non venire scomunicato. Sì, tra l'altro tu non lo fai in maniera didascalica o in maniera retorica, grazie anche all'aiuto, come dicevamo prima, di questi giganti, perché poi possiamo dire che se Ivano Marescotti e Nicola Nocella fossero americani saremmo qui a dire ma che meravigliosi attori sono, che lo diciamo però non si dice mai abbastanza. Sì, lo puoi dire, anzi ti ringrazio per loro, lo puoi dire forte, sono veramente degli interpreti giganteschi, cioè Nicola nel suo ruolo pur diciamo secondario ma importante, certamente Ivano sta lì sotto il titolo, o meglio ha il titolo sulle spalle, fa una cosa incredibile perché parte da una mia suggestione, cioè appunto Giuseppe nei Vangeli viene citato 9 volte ma non dice mai una parola, mai, non lo sentiamo mai parlare, è sempre lì presente ma non. E quindi la prima quasi mia stesura era così, poi ho pensato che fosse eccessivo, ma la volontà era gli ricordavo sempre sì una statua Ivano, e lui in quella statua più di una volta, e poi sai il regista al montaggio setaccia il materiale, non è che vede il film una volta, vedi non so 100 ore dei primi piani del tuo protagonista, e davvero ha fatto una cosa a mio giudizio strepitosa, e ti ringrazio di averlo notato e speriamo piaccia anche. È assolutamente notevole. Bar Giuseppe passa la festa del cinema di Roma e poi lo vedremo in sala, c'è già una data? Non c'è una data, valutiamo in questi giorni l'uscita e quindi spero a presto nelle sale. Invece, oltre a Bar Giuseppe, ti faccio l'ultima domanda sul cinema. Qual è il tuo mito, diciamo, la tua stella polare che ogni volta, prima di iniziare un film o durante, diciamo, ti appelli il tuo santino, diciamo in maniera laica però questa volta? Guarda, ne ho veramente tanti. Se ne devo dire uno, direi Fellini, perché è il faro, credo, di tutti. Se posso dirne di più, ti aggiungo Kieslowski, Wenders, Scorsese, Buñuel, Bresson, insomma, tanti. Tu prima dicevi sei qua non solo da spettatore, ma no, è un film ufficiale. Io in realtà continuo ad essere spettatore, cioè il cinefilo che ero è inesausto, rimane e sarà sempre così. Infatti le feste o i festival mi piacciono per quello, sia appunto quando hai un film, ma io me ne vedrò 20 film qua, cioè il cinema è una passione che non si sminuisce mai dentro di me, e anzi ringrazio il cielo per questo, perché mi continua a far venire fame e voglia di arricchirmi. Assolutamente. Allora noi ringraziamo Giulio Base.
la prossima puntata di Hot Corner con un prossimo ospite. Grazie Giulio, a presto.